E Padova oggi ha tenuto a battesimo la presentazione del Partito dei Veneti, la nuova formazione politica territoriale formata da diversi partiti indipendentisti. Obiettivo di tutti è l'autonomia. Arianna Garavaglia. Sventola la bandiera di San Marco al Palagiocs di Padova. In città si presenta il Partito dei Veneti, nuova formazione politica nata dalla federazione di diverse sigle dell'area indipendentista veneta. Parola d'ordine: autonomia. Questo partito ha un'esigenza, che è quella di essere rappresentante dei Veneti, quindi un partito che si presenta solo in Veneto e farà solo gli interessi dei Veneti e non allargherà mai la propria sfera di influenza. È un partito che ha come obiettivo quello di ottenere il pieno autogoverno del Veneto. Questo significa dalla piena autosufficienza fiscale e al resto. Prossimo obiettivo: le regionali 2020, test elettorale per valutare il peso politico del neopartito. Il Partito dei Veneti si presenterà con un candidato alternativo alla Lega. È duro il giudizio sul partito di Matteo Salvini e sulla mancata autonomia differenziata. Chi guidava la Lega statalista pensava a raccogliere voti al sud, si è tardato e tardando si è perso il momento opportuno per arrivare al risultato. Noi vogliamo ovviamente agire in modo più concreto e un partito territoriale è l'unica realtà che ci consente di portare avanti questo ambizioso progetto.